Il quinto neopromosso in Serie D spera di poter giocare al tennis. Il sindaco Gobbo dice: ci penserò, ho anche un'altra proposta. Ed ora ci spostiamo al tennis con la protesta dei tifosi biancocelesti sulla questione. Oggi interviene il primo cittadino tranquillizzando gli ultra che nulla è ancora deciso. Striscioni e fumogeni al tennis, ultra in rivolta contro l'ipotesi di fusione tra Treviso e Quinto. Pace, noi assolutamente sentiamo voci da mesi che il Quinto, Pizziolo, Barzè vogliono venire a Treviso. Noi a Treviso non li vogliamo assolutamente. Cori contro i dirigenti della società di Quinto e a sostegno del presidente del Treviso, Corvetto. Il sindaco però avverte: nulla è ancora deciso. Io non so se ci siano fusioni, noi abbiamo due richieste e quindi adesso valuteremo e vedremo. Il monito degli ultra al calcio Quinto però rimane. Se loro vogliono giocare a tennis, si chiamano Quinto e a noi sta benissimo. Però Unione Treviso mai, di Treviso ce n'è uno solo. Gli amanti della sfera in provincia non trovano pace e ogni estate il tema del tennis, delle fusioni, degli avvicendamenti societari e dei fallimenti nei campi di gioco e nelle aule di tribunale si ripropone puntualmente. I tifosi, io credo che anche per quest'anno possano andare a vedere le partite al tennis. Ma questo potrebbe essere l'ultimo anno al tennis. Il sindaco infatti avverte: quella struttura va ripensata. Bisognerà anche poi trovare e vedere la soluzione per lo stadio di calcio di Treviso, che non può rimanere ovviamente in quella posizione.